Allora, il punto di valore come funziona? Se noi abbiamo una nota, ad esempio un 2/4, se noi mettiamo un punto, questo vale la metà della prima nota, quindi se questo vale 2/4, il punto varrà 1/4. Se abbiamo un altro punto, varrà la metà del primo punto, quindi la metà di 1/4 è 1/8, e così via. Se c'è un altro punto, la metà di 1/16. Quindi se noi abbiamo questo più un punto, è come dire questo 2/4 legato a 1/4. Quindi come solfeggio, ad esempio do, o. Questo è il punto. Do, o. Se avessimo il doppio, quindi metà, andiamo ad aggiungere l'altra metà. Quindi do, o. Ok? È la stessa cosa. Se avessimo il triplo, do, o. Quindi questo è l'equivalente. Ok ragazzi? Questi sono i punti di valore.